Caso Antonica e caso Piazza Lena e San Giuseppe, al Comune di Agrigento opposizioni all'attacco, anche perché non hanno ancora digerito le ultime strategie della maggioranza sull'elezione a vicepresidente di Aula Sollano del forzista Salvatore Falzone. Lo scontro così si acuisce e si fa sempre più teso sul momentaneo ritorno alla guida della polizia locale di Agrigento di Cosimo Antonica, che era stato destituito dall'incarico un mesetto fa dal sindaco nell'ambito della turnazione dei dirigenti. Oggi prende posizione il consigliere Angelo Vaccarello del gruppo Uniti per la Città. Adesso Firetto è stato costretto, suo malgrado, a tornare sui propri passi, sottolinea, perché il procuratore di Agrigento ha espresso parere negativo relativamente alla nuova assegnazione. Il comandante Antonica, infatti, essendo anche coordinatore nella sezione di polizia giudiziaria della polizia locale della procura di Via Mazzini, fino all'esaurimento del monitoraggio delle deleghe di indagine assegnate e non evase, deve rimanere al proprio posto. Ma al di là di questa figuraccia, aggiunge il consigliere Di Moriano, Firetto deve spiegare alla città come una persona per bene, preparata, qualificata, proveniente da un corpo prestigioso come quello dei Carabinieri, possa essere fatto fuori da un settore di sua stretta pertinenza, così delicato e nevralgico per la vivibilità di un territorio, per affidarlo ad un dirigente che certamente non dispone di questa autorevole esperienza e professionalità. Ma evidentemente l'interesse collettivo per questa amministrazione non rappresenta un valore prioritario. Sono ancora le parole di Vaccarello. E sull'altra vicenda che tiene banco in queste ore intervengono i consiglieri Giovanni Civiltà, Pasquale Spatara e William Giacalone di Forza Italia, i quali parlano di un altro pasticcio firettiano che finirà per gravare sulle tasche degli agrigentini. Il riferimento è al pronunciamento del CGA che ha accolto, spiegano i berlusconiani, il ricorso presentato dall'architetto palermitano Venezia, il quale aveva rilevato irregolarità nell'aggiudicazione della gara, avanzando dubbi sui criteri di nomina dei componenti della commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte pervenute a Palazzo dei Giganti per la realizzazione delle opere artistiche in Piazza Lena e San Giuseppe. Per intenderci, sottolineano ancora i tre consiglieri azzurri, i membri sono stati nominati dal sindaco, mentre, secondo Venezia e ora anche il CGA, la competenza era del dirigente al ramo. Questo scenario, aggiungono, certifica il modo di operare di Firetto, un'impostazione prevaricatrice che certamente sta provocando disagi, malessere e danni alla città e allo stesso comune, costretto poi per palese incapacità di chi ha responsabilità di governo a risarcire. Avvertono i tre di Forza Italia, pagando con i soldi della comunità. E dall'ufficio legale di Palazzo dei Giganti si affrettano a fare sapere che sarà presentato ricorso nei confronti della sentenza e poi precisano: l'appello è stato accolto parzialmente, riconoscendo all'architetto Venezia un risarcimento per perdita di chance di 7.800 euro, pari al 3% dell'importo, che è di 260.000 euro. Appare opportuno chiarire inoltre, conclude la nota diffusa dal Comune di Agrigento, come a fronte dell'originaria previsione sulla scorta della quale l'incarico avrebbe dovuto essere attribuito con assegnazione diretta, l'attuale amministrazione si sia determinata per l'indizione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica.